Ho avuto modo di apprezzare questo posto perché è una bella cittadina ed è anche ben esposta. Ci sono dei bei profumi quando si arrivano qui da Santo, si sente la macchia mediterranea e si vede quasi i nostri nari. Qui vediamo che ci sono molte situazioni lavorative che hanno a che fare con la pastorizia. Ebbene, è bello vedere tanti animali nella nostra terra andare a mangiare tranquillamente senza nessun problema. Questa cosa qui noi vogliamo continuare a vederla. Perché dico questo? Perché sembra quasi una cosa scontata. Non lo è più scontato se noi accettiamo quello che il governo italiano vuole fare qui in Sardegna. Portare una centrale nucleare, ma non solo, vorrebbero addirittura portarci le scorie radioattive e magari non solo quelle italiane, ma anche quelle dell'Europa. Tanto siamo pochi, siamo 1,5 milioni, che se ne frega dei sardi? Se ci sono, ci sono, se non ci sono, tanto vale, possiamo portarlo lì. Poi è un popolo molto pacifico, tranquillo, non alza troppo la voce quando lo stanno sottomettendo. Allora, io credo che sia il momento giusto per cominciare a dire che certe cose a noi non ci stanno bene a mano. Assolutamente no. Noi non vogliamo rovinare questa terra, né vogliamo che le future generazioni abbiano in qualche maniera precluso la libertà e la possibilità di vita come tutte le altre generazioni che sono su tutta questa terra, che è questo mondo, che è Gaia. Noi vogliamo che i nostri giovani abbiano la possibilità di vivere in un luogo bello come lo è stato finora, in un luogo dove vengono qui tranquillamente senza la paura che potrebbero in qualche maniera contaminarsi e così precludere quelle che sono la pastorizia, il fatto di poter avere dei formaggi che magari qualcuno pensa siano contaminati, di conseguenza l'economia nostra crollerebbe in quanto nessuno comprerebbe qualcosa se ha l'idea che qui potrebbe succedere una cosa del genere. Ricordate la pasta, cosa è successo? È successo che nessuno comprava più la mucca, nessuno comprava più le bistecche di manzo, eccetera, per il pollo e poi per il maiale. Allora, noi dobbiamo fare in modo che qui non ci sia neanche, come dire, un pensiero che ci passi dinanzi che possa essere qualcosa che possa in qualche maniera incidere negativamente per la nostra terra, per le nostre generazioni future. Bene. Dice, ma perché devi dire queste cose? Che ne sappiamo? Magari ci fa bene, perché le centrali nucleari producono l'energia a basso prezzo, a basso costo. Ma quale cosa? Guardate in Francia, guardate in Germania. Prima il sindaco ha detto, avete visto quella trasmissione, no? Dove facevano vedere cosa sta succedendo in giro. Perché le persone che vivono vicino alle centrali nucleari in Germania stanno malandosi di leucemia. E ci sono dei grossi problemi a livello sanitario vicino alle centrali nucleari e nella sua prossimità. Di conseguenza noi non vogliamo portare questo sfascello qui nella nostra terra, tra il nostro popolo. E di conseguenza vorremmo che ognuno di noi si sentisse partecipe, parte nella dire il no, un forte e determinato no a questa imposizione, parlando con i nostri vicini, con i nostri compagni di lavoro, con i nostri vicini e il vicinato su vicinano, invidia, ci punti accanto, perché magari qui ci sono delle persone di altri paesi qui intorno e sicuramente sarà un'opportunità in più per poter cominciare a dare viva forza a quello che è un progetto che è diverso da quello che ci vogliono imporre il governo italiano. Perciò cominciamo a ragionare sulla questione di rivendicazione della nostra sovranità, perché siamo noi, siamo un popolo, siamo una nazione in realtà, e di conseguenza vorremmo che ognuno di noi sia consapevole profondamente dello sfascello di queste cose che ci propongono per non accettarle, per poter cominciare a pensare positivo a un futuro migliore. Ma lo sappiamo che siamo una delle regioni dove c'è un tasso di suicidi più alto a livello europeo. Come
mai? Cos'è che sta inducendo il nostro territorio a una cosa del genere? Sono tutte queste cose che si accettano in maniera supina, in continuazione, il fatto che continuiamo a reprimere dentro di noi queste imposizioni, il fatto che le nostre generazioni se ne devono andare fuori o all'estero o in continente per poter lavorare. Queste sono le ingiustizie che non possiamo accettare e non possiamo neanche accettare l'ingiustizia che qualcuno potrebbe dire che la centrale nucleare porta lavoro. Sì, all'oncologico porta lavoro, il cancro porta, e di conseguenza figurandosi a che fare con le scorie, ma sappiamo cosa vuol dire questo problema, non sanno dove mettere queste scorie, ma le scorie sono un problema serissimo, ma oggi viviamo in una società che si sta trasformando in una maniera molto violenta, ci guardiamo intorno, terrorismo di qua, terrorismo di là, ma vi immaginate se qui venisse fatto un bel mucchio di roba, perché poi la realtà dice che le scorie stanno bene all'esterno, non sepolte sottoterra, perciò devono rimanere sopra la terra. Allora, ci hanno insegnato, no? Le torri gemelle, che arriva uno, butta giù 747 sopra le scorie, scoppia questa cosa qui, ci inquina tutta la nostra terra, tutta la Sardegna, 24.000 km². E noi dobbiamo permettere questo? Assolutamente no. Perciò oggi prendiamo la determinazione tutti quanti noi che siamo qua, diventiamo veramente consapevoli e coscienti e determinati nel portare avanti un discorso contrario a quello che ci vogliono imporre, a dire no al nucleare, votando sì al prossimo referendum che ci sarà qui nella nostra terra, avete sempre amministrative come già stato accennato dal sindaco Giorgio Buttas. E vi incoraggio a parlare ai giovani, perché è importante, il nostro futuro sono loro. Qui ci sono molti giovani, ma ce ne vorrebbero di più, molti di più.